Cioè, è una cosa incredibile. Quindi io, prima di arrivare a dedurre tutte queste nuove conclusioni, ci ho visto bene, perché sono sardo, sono uno come voi, siamo insieme in questa terra meravigliosa che dobbiamo riuscire a preservare sempre di più. Ma preservare non significa, certo, e senza ombra di dubbio, naturalmente parlando, ma anche in quello che noi diciamo. Cioè, se voi andate poi a vedere, però, tante pubblicazioni hanno, secondo me, anche fin troppo banalizzato lo stesso Bronzetto, riducendola a che cosa? Cioè, bisogna, e qui non cito testualmente che cosa è stato detto, perché veramente mi inorridisce, no, non ce la faccio, non mi fermo, rispetto, non commento, non giudico, ma mi fermo, però leggo. Quindi chiunque poi leggerà anche quanto detto da me, quanto poi noi andremo a verificare, perché ci giriamo intorno, ma le protonedas poi a breve avranno una loro realizzazione. Non cito chi ho già contattato in questa occasione, ma andremo con Gianmario testualmente nel verificare quanto ho detto. Andremo a sentire il primo suono dopo 3000 anni e non il suono delle Leonidas, che è meraviglioso. Qua c'è un dubbio, Fammi perché chiarire, come vedremo nelle immagini dopo, i contemporanei di quel periodo avevano strumenti diversi, simili ma diversi, come per i protonuraghi e i suoi cugini nel Mediterraneo, che verrà affrontato domani dalla professoressa Marca. Dimmi altre no. Poi io veramente ringrazio no, ti tutti per stavo, l'affetto, allora, ti stavo, perché dopo tanti pietre miliari, ecco, fammelo dire, dopo tante pietre miliari sull'archeologia, apparire Ivan de Murta su i nuragici e la musica, certo, è abbastanza boom, no? Come il Bronzetto. Comunque, detto questo, allora, vai. volevo dire in merito a quello che tu hai Sì, detto prima, che noi ci sì, rincontreremo a breve, alla fine di questo certo, periodo certo. caotico e di chiusure, Appena siamo zona bianca perché, per tutti. esatto, La zona bianca, lo e vi stiamo già sarà, dicendo in esatto, Mondovisione, dobbiamo essere tutti in zona bianca a ripartire in sicurezza, ma ripartire perché non possiamo più. No, no. Io ho bisogno e, di suonare. Colgo l'occasione perché sono alla ricerca di musiciste e musicisti che possono condividere con me il blues, Jimi Hendrix, i Pink Floyd e l'improvvisazione in diretta. A me piace soprattutto suonare e improvvisare in quel momento, è fantastico e lì può giustificare in parte l'eventualmente erezione del Bronzetto, perché ritorneremo poi anche agli aspetti sessuali del Bronzetto. Sta suonando, quindi si sta eccitando perché sta suonando o cos'è che sta facendo? Beh, hanno tentato di rispondere in tanti. questo lo vediamo dopo. Allora, fammi concludere due cose. Certo, Allora, la scusate prima però, è che ci rincontreremo dopo, insomma, sì, quando saremo in zona bianca per sì. verificare davvero le tue teorie insieme Avremo a due un occasioni. costruttore di Launeddas. Sì, due occasioni avremo, due occasioni. La prima, che riguarda noi due che andremo direttamente ad intervistarlo e a verificare nel suo laboratorio, e la seconda, per l'estate, ci riserviamo un evento limitato a persone, ma cercheremo di renderlo anche pubblica, su una esecuzione che soltanto gli amanti più puri dell'argomento potranno godere. Ok, poi allora fammi dire due cose. Ho Certo. due considerazioni. Maria Laurea ti dice molto interessante da approfondire per Grazie, ciao Maria. ricostruire. Maria. Dice molto interessante da approfondire Sì, per ricostruire la vera storia della sì, Sardegna. certo. Poi, allora, fammi dire un'altra Ringrazio, cosa. vi abbraccio virtualmente perché se fossimo veramente in un'occasione pubblica godremmo ancora di più del suono, perché il giorno stesso che realizzeremo qualcosa, avremo sempre una parte antica e i suonatori di Launeddas adesso, perché non è tanto quanto essere d'accordo su un'idea di proto-Launeddas, ma ed essere totalmente d'accordo. È difficile sdoganare dogmi, ragazzi, è difficile sdoganare dogmi codificati
per tanto tempo, quindi valutare il concetto evolutivo delle launette, secondo me, è per chiarire le... Cioè, io non ho inventato niente. Se qualcuno ha inventato qualcosa, no, il mio non ho inventato niente, Gianmario, è per indicare un aspetto particolare anche della ricerca. Se vengo in contatto con qualcosa e poi lo si va a presentare, chi dice che quella cosa è vera? Chi dice che anche Ivan de Murtas dice quelle cose? Protolauneddas non è mai stato usato prima, andate a cercare su YouTube e non c'è Protolauneddas, c'è Protolaunedda che indicherà ad un articolo molto particolare che non commento, ma lo verificherete voi di persona. Non va a dire niente. Le Protolauneddas sono in questa fase di studio una tipologia di strumenti musicali antichi della Sardegna. È in fase di studio da parte mia e da parte nostra, che condivideremo questa cosa. Dobbiamo già considerare quindi una classificazione. Qua sconvolge tutto, sconvolgerebbe tutto. Sì. Siamo d'accordo. Allora fammi dire un'altra domanda che ti hanno fatto, così poi dopo continui e andiamo anche sull'aspetto un po' anche con le immagini. Ne abbiamo tantissime. Ok, allora Pierluigi ti dice, allora chi? Pierluigi? Chi è Pierluigi? Sì, ti dice. Ma Pierluigi sì. Ma il famoso che conosciamo tutti? Carissimo, carissimo Pierluigi, finalmente ci sei anche tu. Ci conosciamo indirettamente, sì, ma in diretta. Lo saluto, so che si conosce con mio padre, sono amici quando vanno al pozzo di Santa Cristina. Ecco, se volete andare a vedere mio padre in diretta come esempio di proto-archeologo di guida, lo potete trovare a Santa Cristina, al pozzo sacro di Santa Cristina. E saluto anche, saluto i cari amici di Santa Cristina, Massimo e tutti della cooperativa, che voglio estremamente bene. Allora, lui fa una considerazione. Dimmi. Allora, sì. Protolauneddas è terribile da leggere. Proto si utilizza quando non si sa come definire un periodo o un oggetto o un'architettura. Sarebbe meglio definirle launeddas arcaiche, soggette a un'evoluzione che le ha perfezionate. Sì. No, io condivido la risposta di... Però c'è un dubbio, quando dice lui launeddas arcaiche è al contrario, non dice niente, mi dice un punto indefinito della storia. Protolauneddas, se conosce il termine proto, indica quel qualcosa di prima, inequivocabile. I protonuraghi indicano quel qualcosa di prima dei nuraghi, le protolauneddas indicano qualcosa prima delle launeddas. Poi musicalmente il termine protolauneddas è solo una questione a chi piace e a chi non piace, quindi come in tutta la storia degli studi si è visto una visione soggettiva, non oggettiva, soggettiva. Quindi se Montalbano non gli piace, mi dispiace, perché sarebbe invece che ha capito che le protolauneddas sono una tipologia, anzi sono una tipologia. Tutti sanno che le launeddas non ce n'è una, ma ce ne sono diverse. C'è una famiglia di launeddas. La grandezza, che tutto viene dimostrato dalla lunghezza delle canne, che ormai usiamo come una sorta di righello prestabilito per segnare i punti dei fori. E lì c'è anche la differenza dei fori, che prima erano tondi e poi sono passati quadrati, ecco perché non sono launeddas. Chi vede le launeddas è fermo. E non penso che sia le protolauneddas che le launeddas siano state ferme in tutti questi 3000 anni. Molti dicono che invece nel periodo successivo, prossimo, subito successivo, gli stessi nuragici, quando sono entrati in contatto con i fenici, i cartaginesi, i greci, etruschi, siciliani, comunque tutti quelli del Mediterraneo,
e i romani, lì abbiamo periodi bui. Quindi indicare proto-Launeddas, anzi, io ho voluto tenere il termine Launeddas, perché sì, ripeto, sono Launeddas, ma proto-Launeddas. Spiegare un termine della letteratura, proto, quale il termine greco, come lo capisco io, penso lo possono capire tutti. Non c'è di difficile da capire. Anzi, ripeto, indica uno strumento progenitore. È uno strumento progenitore. Ma rimettiamo l'immagine che forse non si è chiaro. Cioè, eccolo qua. Cosa c'è di Launeddas qui? 3 canne e basta. 3 canne. Ragazzi, 3 canne non è una giustificazione per indicare che queste sono le Launeddas. Ecco perché la mia spiegazione sulle proto-Launeddas. Questo è semplice, chiaro. Non c'è né di più né di meno. Se vuoi andiamo avanti anche con le immagini. No, allora aspetta che c'è sì. una considerazione. Spero di aver risposto. Sì, è perfetto. Ma, cioè... Tranquillo. Allora, Cosimo dice, guarda, fa una ma bella lì è come dire considerazione. che lui, come faccio io, vada a mettere casomai i puntini nelle i, vada a fare una ricerca sul particolare. Io faccio una ricerca sul particolare, non sul globale, come è stato fatto fino adesso. Cioè, è fino adesso che non sono state date molte definizioni chiare. Penso di essere stato chiaro invece con proto-Launeddas. Anticipa in maniera chiara e evidente quello strumento. Andiamo avanti. Allora, Cosimo dice, storia nuragica, cucina e musica di quel tempo è una miscela esplosiva per un aspetto, per la promozione turistica dei territori. E caro Cosimo, hai perfettamente ragione, concordo con te al 1000 per 1000. Che ne dici? Io con Cosimo lo saluto con grande affetto, lo abbraccio con grande affetto. Ci conosciamo, l'ho capito subito chi era. Quando ha detto cucina poteva essere soltanto lo chef Cosimo. Cosimo è uno chef, quindi si occupa di cucina nuragica, di ricostruzione sulla civiltà nuragica. Sono andato a mangiare da lui ad Orroli ed è una persona straordinaria, come un bellissimo piatto. Gli antichi ovili di Orroli. Meraviglioso, c'ha ragione, si spera, io mi metto a disposizione con chiunque. Poi vorrei chiarire sia a Montalbano per quanto riguarda le proto-Launeddas che a tutti. Qua a me non mi paga nessuno. Qua io non becco neanche un soldo bucato. Questo deve essere chiaro. Sono nella stessa situazione di tantissimi studenti come me, che purtroppo sono operativi, vogliono fare, ma sono impediti di poter fare. Quindi io mi metto a disposizione per tutti quelli che vogliono collaborare con me e in qualsiasi territorio della Sardegna riscoprire le proto-Launeddas. Ribadisco. Perché le Launeddas ce l'abbiamo adesso, ma di proto-Launeddas non abbiamo niente. E oltre alle proto-Launeddas, come andremo avanti nella storia, anticipo anche che ci sono le proto, pre e Launeddas. Questo è il grande filone che bisogna seguire. Ci sono 3 passaggi, 3 grandi periodi: antico, medievale e contemporaneo, o moderno contemporaneo. Proto, pre e Launeddas. Con sempre il stesso termine Launeddas, ricordiamoci che Launeddas è il risultato finale di una evoluzione terminologica. Come lo descrive il Paulis, poi ce ne sono tanti altri. E non lo dico io, a me va benissimo. Perché mi va benissimo? Perché devo andare contro un bene identitario come questo della Sardegna? Io ci sono dentro, ci siamo dentro tutti noi, siamo tutti noi. Quindi fare divulgazione di un certo tipo, e qui cito testualmente un carissimo tuo ospite, uno tra i primi che hai citato, sì. No, scusami, che hai invitato, e dobbiamo. Sì, tu la sai già la frase, ma questa frase, se è collegata adesso, mi farebbe piacere, se non è collegato, lo abbraccio con grande affetto. La frase recita questa mi ha aperto gli occhi: la ricerca seria
dovrebbe fare tabula rasa di tutti i pregiudizi e andare alla sostanza delle cose. Qua, signori miei, è musica per intenderci. Guarda, Questa frase la il professor Michele Guis, video Sardegna Turistica TV al minuto -42:15. Ripeto, l'ho citato anche bene dopo nelle immagini. In quell'evento lì è stato eccezionale. È stato meraviglioso perché ha spiegato tantissimo dell'aspetto dei Fenici. È lì che io volevo andare. E poi, dato che ci sono ormai, che cosa possiamo fare? Io cito il nostro caro amico Alfonso Stiglitz e Giacomo Cavillera, dato che ci siamo. Perché? Perché mi sono seguito anche quella bellissima tua puntata, Archeologie Mediterranee, bellissimo, è lì che spiega la pluralità delle cose, che sono difficili, ripeto, da verificare con la musica. Quando tu vai a fare un suono, adesso è codificato do, mi, sol, e così via. È codificato, lo capisco io, lo capisce quello che in Spagna, dappertutto. Spagna. Io in questo momento devo ricordare i cari amici spagnoli delle Baleari, caro Gianmario, se Dio vuole riusciremo ad arrivare anche alle Baleari. La situazione sarà ovviamente sotto controllo su tutti gli aspetti, quindi degli amici di Alcudia, a Maiorca, la sua sindaca che mi ha incontrato, un caro amico Enrique che mi ha aiutato nei momenti di difficoltà appena sceso dal traghetto, e poi Ciutadella de Menorca, sempre anche lì la sindaca e altri amici, Giovanna Català. Cioè, guarda, una cosa è, io ho, tu lo sai, un progetto, il triangolo mediterraneo, Sardegna, Maiorca, Minorca, che sto mandando avanti. È più un progetto di consolidare collaborazioni tra persone che ovviamente sono impegnate nella propria vita privata. Io non disturbo mai nessuno, quindi non mi piace disturbare. Finché si può fare, si fa, se no si aspetta. Andiamo avanti che abbiamo altre cose. Allora, aspetta che ti faccio una considerazione, poi tra un po' dovremo andare ad Orroli dallo chef Cosimo per poter mangiare, perché tra un po'... Quando ci sarà una zona bianca, volentieri. Purtroppo siamo io vi dico, cari amici, seguiteci perché tra musica, cibo, buona conversazione e qualche risata per stemperare un po' il momento la potremmo fare. Allora, prima di iniziare con l'altra parte, voglio leggere una cosa che ha scritto Carla. Allora, Carla, ciao Carla, saluto Carla. Allora, ti scrive: la domanda che mi pongo io è quando realmente i sardi hanno iniziato a utilizzare gli strumenti a fiato, tenendo conto che il flauto ed il suo uso risale al Paleolitico. Germania, reperto scritto da me rilevato. Per la cronaca, nel flauto di Ole Fels ritroviamo le stesse icone che sono presenti nel bronzetto etifalico di Tirid, ugualmente scritto. Lasciando da parte la speculazione del nome, rimando invece la continuità rappresentativa sulle facciate delle chiese. Quindi lei ti dice, è una cosa un po' lunga, però... sì, abbiamo anche l'immagine di quello che riferisce, perché in caso se la potevamo condividere, perché io non la conosco, non ho capito bene la citazione. Sì, poi semmai dopo la leggi. Però lei dice sostanzialmente la domanda principale quando i sardi hanno iniziato a utilizzare gli strumenti a fiato tenendo conto che il flauto e il suo uso risale al Paleolitico. Certo, infatti questo è testimoniato, non è stato pubblicato, ma sono a conoscenza di un flauto in osso che non è stato pubblicato. Questo flauto in osso, oltre ad un altro conosciuto, questo ha una particolarità che infatti mi riservo di pubblicare non appena potremo avere anche altre occasioni. L'utilizzo del flauto, infatti, io non sto parlando che non era presente, non ho mai detto questo. Io ho detto esclusivamente il concetto semplice. Proto-launeddas, anticipano le launeddas. Il concetto poi del materiale dobbiamo ancora verificarlo.
come mi potete dire allora voi, come si può ancora pensare che uno, lo strumento non abbia avuto una espressione evolutiva, che sostanzialmente è rimasto quasi identico dal bronzetto analogico fino ad oggi? Questo è quanto si dice in linea generale, non lo dico io, perché infatti non lo condivido. 2. Quale strumento ha eventualmente influenzato l'Eloaneddas nel bronzetto? E qui abbiamo degli esempi. L'esempio che abbiamo visto nell'arte cicladica rappresenta 2 flauti. I flauti, come dice la nostra cara amica Carla, certo che erano presenti. Tuttora anche i costruttori di strumenti musicali ne riproducono. E la linea che poi arriverò ad una famosa domanda fatidica e che tu poi condividerai, perché io voglio sapere poi il parere di tutte le persone su questa argomentazione. Metterò in esempio 4 tipologie, se voi possiamo vedere subito, anzi no, vediamo subito. È questa. Aspettate un attimo. Sì, vai. Allora, io adesso poi ti introduco all'argomento che tu devi entrare adesso, che devi parlare. Alex ti dice, considerate le launeddas che attraversano il tempo, in antichità si suonavano per gli stessi motivi di oggi? Questo è interessante. La musica all'epoca del bronzetto etifallico aveva la stessa finalità di oggi? Sì, io purtroppo sto combattendo con quelle immagini che faremo in modo di farvi vedere a questo punto dopo, perché Sì, come potete vedere ne ho, però non capisco perché non me le fa apparire. Si vede? Allora, si vede la tua cartella. Rimodifichiamo un attimo, scusate Sì. veramente. Eccola qua. Ecco, la mia domanda è questa. Va. Eccola qui. Eccola qua. Cominciamo a scegliere. Se volete, mandate le risposte. 1, 2, 3 o 4. Secondo voi, quale strumento è rappresentato nel bronzetto nuragico di Ittiri? Famiglia Benas, cioè Benas triple, Protolaoneddas, Laoneddas senza rumbu o complete? Ecco, qua abbiamo almeno un'analisi su un esempio, su almeno le risposte, e sono ben felice che, cioè, rispondete, voglio sapere cosa ne pensate. Semplice, 1, 2, 3, 4. Scrivete come commenti che cosa secondo voi sono rappresentate. Che poi vedremo casomai quindi la nomea, se Protononedas va bene o come le vorremmo chiamare. Lorella ti dice Electroneddas è bellissimo. Le Electroneddas o Future Laoneddas, come le posso intendere anch'io, sì, cioè le Laoneddas del futuro, sono già presenti. Ecco, sì, quello è l'esempio evolutivo evidente che stiamo vivendo. Quindi cosa stiamo vivendo adesso? Le Electro Laoneddas o Future Laoneddas. Esistono davvero, non era certo una battuta. Esatto. No, certo che esistono. Mi ha anticipato. Ricordami il nome della spettatrice. Lorella. Ciao Lorella, ti ringrazio perché comunque sia sì. Ragazzi, io vedo che c'è molto interesse, però dovete farmi più domande più specifiche. Cosa non avete capito? Cosa non si è capito? Perché poi è difficile rispondere dopo, a meno che non mi dà un'altra occasione Gianmario. Allora, continua con le immagini che dovevamo vedere. Quindi ritorniamo indietro, ormai le avete viste tutte, eccole lì, eccole qua, eccole qua. Allora, la questione è questa. Qua eravamo rimasti, no? Sì. Giusto, Gianmario? Sì, giusto. Ok. Come potete vedere in quest'altro bronzetto, ripeto, non mi occupo dell'aspetto sessuale adesso, ma qui lo strumento che è incavato totalmente dentro la bocca.
che tra l'altro hanno uno spessore diverso, veramente sovraumano, non possono far altro che intendere un qualcosa di diverso. Ripeto, la classica intuizione naturale di tre canne a me non dice niente. A me non dice niente tre canne uguale Launeddas. Mi dice invece che sono prima. Ecco perché Proto-Launeddas. Forse non piace perché poteva essere inventato da chiunque questo termine, non da me. Questo termine, in fin dei conti, poteva essere inventato da chiunque, non da me. È stato inventato da me perché forse ha anche coinvolto i miei genitori, perché hanno studiato sui protonuraghi e loro hanno dimostrato con i fatti le diverse tipologie sui protonuraghi. Non esiste una sola tipologia di protonuraghi o nuraghi a corridoio. Il corridoio non è l'unico esempio o ciò che fa capire quella tipologia di nuraghi. Ci sono molti aspetti. Stessa cosa abbiamo qui, quindi dobbiamo ragionare su questo, non su altro. La presenza dei flauti, come diceva Carlo, è documentata ed è lì che sta il mio concetto evolutivo. Andiamo avanti. Ecco qua, io non mi occupo di questo. Poi qua, vedete come è stato anche censurato negli inizi del Novecento? Era scomodo. Era un oggetto scomodo, capito? Quindi, ecco qua il posizionamento delle mani, come tutti allora ci dicono. Giù, lo si riconosce subito. È il maestro dei maestri. È il maestro Luigi Lai. Mi puoi mettere tutti e due piccoli, Gianmarco? No, l'immagine con i due piccoli, perfetto. Maestro Luigi Lai, che io saluto con affetto, ho seguito le sue lezioni, non sono un musicista di Launeddas. È difficile, ragazzi, è difficile, ma me le sono comprate, ho tentato di suonarle, ho fatto le mie sperimentazioni e ho avuto le conferme sia dal maestro, che accetta anche il termine Proto-Launeddas, accetta un concetto evolutivo, accetta anche di non chiamarli assolutamente auletti perché non ha niente di aulos, niente, a discapito degli scettici che vedono casomai influenze esterne dappertutto, e poi ha accettato la mia teoria, ipotesi di nascita, crescita ed evoluzione autoctona in Sardegna. Seppur hanno avuto contatti esterni, possono essere della melodia, può essere la musica stessa, fraseggi, ma sono passati troppi secoli per poter dire che c'è qualcosa. Infatti, dal mio punto di vista, come lo stesso Lillio lo va a definire qui, non è rimasto niente, se non qualcosa di impalpabile. Impalpabile significa praticamente niente, un do. Non dice niente, non può dire se è nuragico o di adesso delle Launeddas. Tutti sanno nell'ambito musicale che poi c'è stato anche il passaggio evolutivo degli hertz, da 4,32 a 4,40. Noi adesso ascoltiamo tutto a 4,40. È tutto troppo sparato, capito? Non è naturale. Non è l'andamento naturale. Io ricerco l'andamento naturale. E come dice il professor Gurguis, ho fatto tabula rasa dei pregiudizi di tutto quello che è stato detto e sono andato alla sostanza delle cose. Cioè, da ipotesi, ripeto, andremo a realizzare le Proto-Launeddas e andremo a sentire finalmente un suono che dimostra che quelle vengono prima. Punto. È abbastanza semplice. Il semplice non è il non semplice, quello che sono andato a ricercare, perché, ribadisco, ogni studioso ha dato una propria interpretazione soggettiva e non oggettiva, cioè in un qualche modo è stato condizionato dal fatto che era o sardo, quindi sapeva bene delle dinamiche della Sardegna, o straniero che ha voluto commentare sulla Sardegna. Sono due aspetti totalmente diversi, cioè, bisogna intendere.
come la musica scritta, ogni direttore d'orchestra ha anche la libertà di mettere sue interpretazioni a quello che un Mozart, un Beethoven scrivevano, scusate. Quindi pause, respiri e così via possono essere modificati e cambiano l'esecuzione. Tutti sanno che gli strumenti del 500-600 sono diversi da quelli attuali. Quindi, ritornando a Bomb, è un peccato poterle chiamare proto-Launeddas, citando in questo caso anche Moravetti quando aveva detto era un peccato poterli chiamare proto-Nuraghi. Questa è soltanto la mia ricerca, che penso di aver individuato un aspetto evolutivo ancora poco considerato. Come vediamo qui in queste immagini, il posizionamento delle mani sono diverse, perché qui nel bronzetto tifallico le hanno rappresentati all'estremità delle canne e nell'altro invece di Gerusalemme le hanno rappresentate così, comunque sia più verosimili in un determinato posizionamento delle mani. Poi le canne sono diverse, 3 da una parte, 4 dall'altra. Poi c'è il suo valore simbolico, il fallo da una parte e il non fallo dall'altra. Non ci sono i seni, quando è stato definito ermafrodite, che per me è un maschio punto, perché i seni possono essere sia quelli dell'uomo, ma possono essere piacevolmente essere quelli della donna. Non ci devono essere discriminazioni nei confronti delle donne che vogliono imparare a suonare le launeddas, anzi meglio. Cioè, una cosa secondo me è analizzare, ripeto, soggettivamente, e l'altra oggettivamente. Perché allora, proto-launeddas con altre terminologie del bronzetto molto più astruse, molto più anche volgari secondo me, hanno il tempo che trovano. Punto. Vai avanti, Gianmarco. Ok. Allora, Pittano scrive: quello di Gerusalemme è un suonatore di flauto di Pan. Sì, ha ragione. Infatti noi abbiamo ritorniamo alle immagini, sempre grande. Vai alle immagini. Allora, ditemi che cos'è questo. Se qualcuno è collegato adesso e sa qualcosa di questa opera d'arte, mi dica che cos'è questo. Nel frattempo bevo un goccio di acqua perché sento un po' la secchezza adesso. Se sapete cosa è questo, vi regalo una cena in momento di zona bianca. Allora aspetto. Prendo questa responsabilità. A tutto schermo. Offro una cena, chissà di questo bronzetto o di questa opera d'arte, che poi non è bronzo, Sì, infatti. Abbiamo un periodo limitato, se non rispondono entro 8 la cena svanisce, ce la facciamo noi due, Gianmario. Volentieri. Vengo ad Olbia, guarda, le pozze di Olbia, le arselle di Olbia sono già mie. Ok, allora, guarda, Pierluigi dice è in terracotta. No. Comunque, chiudiamo il discorso della cena. A Pierluigi mi invito un aperitivo, perché almeno ci ha provato. Quest'opera rappresenta il culto di Diana, arte cicladica, sempre del periodo 3000, terzo millennio a.C., e rappresenta il culto di Diana. L'ho verificato, anche a me così non mi dice niente, ma gli archeologi e gli studiosi l'hanno verificata. Guardiamo subito dopo. Scusa. Guardiamo subito dopo. Cosa vedete qui? Vedete Diana invece nel periodo romano. Ecco l'aspetto evolutivo che con questo esempio penso di aver chiarito definitivamente. Cioè esiste un proto, quindi prima, e un dopo. In questo caso una Diana così bella e meravigliosa,
che anche la grandezza addirittura cambiano, cioè qui noi ci stiamo fondendo con l'aspetto artistico di quell'artigiano. Chi mi dice che quell'artigiano le sapeva costruire le Launeddas o proto-Launeddas? Chi mi dice che quell'artigiano ha rappresentato in maniera identica e quindi traendo in errore anche me? Chi ce lo dice? Nessuno ce lo può dire. Dobbiamo andare a tentativi e nella buona fede di chi ci aiuterà in questa ricerca. Qui bisogna essere cauti, perché ripeto, sono sardo, voglio il bene della Sardegna e basta, non voglio mettere in discussione niente. Però per me sarebbe più giusto definire proto-Launeddas con il suo suonatore di proto-Launeddas. Andiamo avanti con delle immagini. Eccolo qua. Che cos'è questo? Offro un'altra cena. Ivan, non abbiamo tanto tempo, quindi acceleriamo. Ok, comunque, a parte gli scherzi, comunque questo è l'Arghul, questa è la riproduzione moderna dello strumento egizio dell'Arghul. Come potete vedere sono i 2/3 identici alle Launeddas attuali, comprese anche di Surumbu. Andiamo avanti con le immagini. Qua un altro esempio sempre di Arghul, però si avvicina di più al suo simile, sempre Arghul, qua senza tumbu, qua con singola canna, quindi il concetto evolutivo passa da 1 a 2, 3, 4 perlomeno, questo me lo lasciate come intuizione naturale. Qui invece abbiamo la Zummara, un altro strumento usato in Egitto e in tutto il Medio Oriente. E qui vedete la loro similitudine. E qui la sua rappresentazione della Zummara nelle Cantiche di Santa Maria. Qui eccole qua. Come potete vedere, un po' adesso vi faccio vedere sia in bianco e nero con le frecce, sia a colori. Di Gianmario, dimmi se si vede. Si vede perfetto. Ecco, qua vedete un particolare che anche qui hanno poco considerato. Anche qui dicono che sono Launeddas. Nel periodo medievale questa sarebbe la testimonianza certa, a colori, chiamiamola così, a colori, della Launeddas. Ma quel particolare che vedete con le frecce, che cos'è? Che i suonatori imboccano tutti e tre le canne contemporaneamente come adesso? Non sembrerebbe. Sembrerebbe un elemento che fa in modo che le altre tre canne vengano inserite con un unico bocchino o linguetta e quindi va a facilitare l'emissione del fiato del musicista. Vedete? Ecco, da me definite pre-Launeddas. Dopo le proto, queste sono le pre-Launeddas. Vuol dire che non sono ancora arrivate le Launeddas. Eccole qua, le Launeddas con la mia domanda. Launeddas invertite ed eventuale riduzione? Siamo chiari qua, no? Invertite, no? Quindi Sudumbu a sinistra, no, ho sbagliato, Sudumbu a destra, invertite, perché è particolare interessante considerare, vedi qua, Mario, Benas con varianti, Benas doppie, Benas triple, ecco qui ci stiamo avvicinando molto alla mia ipotesi, siamo qua, o queste, o queste, o queste qua, che come potete vedere è senza tumbu. Qui il tumbu diviso, pronto per essere inserito, e poi qua le Launeddas complete. Vedete bene, no? Qui è la cosa straordinaria. Qui c'è tutto un dubbio amletico su il fare la linguetta. I costruttori sanno benissimo che ci vuole molto tempo per capire
quale pezzo di canna è più idonea o meno. Qua abbiamo un concetto evolutivo straordinario, che invece è qui che può aver influito gli strumenti, come abbiamo citato prima, tipo l'Argul. Non che l'Argul abbia influito a noi, siamo noi che abbiamo influito agli altri. Qua ritorna il bronzetto, eccoli qua. Questi sono altri esempi di piti fallici, ma suonatore di pan. La faccia un po' demoniaca, lo strumento lo vedete abbozzato, anche qui lo vedete che le mani non ha niente, è abbozzato. È il tempo che ha rovinato anche il bronzetto. Abbiamo quest'altro esempio in questo libro, vedete qua come ve l'ho rappresentato? Si vede già Mario? Sì, intanto... sì, è perfetto. Qui abbiamo questo esempio di Argul egizio. Vedete però il posizionamento delle mani come approssimativo anche. Cioè, se vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fori, bisognava suonarli tutti e due con un'unica mano, perché l'altra, quindi sono anche due strumenti diversi, tra l'altro in questa immagine. E poi qua abbiamo cose molto particolari, sempre in Egitto. Siamo nella quinta, sesta dinastia, 2005, 2100. Cosa voglio dire qua? Qua, guardate il posizionamento delle mani come particolare, guardate lo strumento. Questo è l'allievo con lo strumento e dall'altra parte il maestro che gli insegna. Questi sono gli esempi, secondo me, molto più importanti e rappresentativi. Qua siamo tra gli assiri, anche qui sono due canne sempre, tutti con due canne. Guardate qui, in Grecia, come rappresentano gli altri. Qua arriviamo in Irlanda, ma dopo Cristo, signori miei, qua siamo dopo Cristo, arrivano 1000 anni dopo. Quindi che cosa stiamo dicendo? Questa è una contaminazione sarda all'esterno. E qua ci sono più le svariate ipotesi. Come sono arrivate le Launeddas in Irlanda? I traffici commerciali possono essere una risposta. Non c'è scritto nome e cognome di chi, il padre, il figlio o il nipote di quella determinata generazione sia arrivata fino là. Non lo sappiamo. Poi qui arriviamo alle citazioni. Gianmario, la carissima Dordica, che abbraccio, mi piace moltissimo. E poi Michele, la ricerca seria, doveva fare tavola rasa su tutti i pregiudizi e andare alla sostanza delle cose. Questo è un mantra, il mantra di oggi. Quindi rivalutiamo, chiunque deve rivalutare le proprie considerazioni, non tanto sulle protolanette. Poi archeologia dei conti mediterranei con il caro amico Alfonso, che anche lui ha spiegato veramente quanti contatti c'erano, ed eccola qui, la nostra Emina, chissà se è ancora online, è il nostro maestro, il mio maestro. Che bello che era, eh? Oggi possiamo affermare che l'isola dei nuraghi lancia la sfida nella grande plastica ai potenti paesi egizi, mesopotamici e greci. E qui mi aggiungo anch'io, con le protolaneddas, gli abbiamo lanciato la sfida. Per molti pensano che il bronzetto nuragico così sia di eccitamento mentre sta suonando. Per me invece siamo riusciti ad arrivare i primi, poi il fallo. Esiste un monumento, ritorna anche da noi, ecco, esiste un monumento conosciuto da tutti che è Monte da Cogli, no? Già Ercole Conto si domanda sul significato del nome, come mai, che cos'era, eccetera, eccetera. E un po' mi collega adesso alla visione del professore. Zugoddadori, suonatori de Proto-Launeddas. Questo, cari amici, faceva qualcosa che neanche noi ci possiamo immaginare. Benedetto il giorno, i periodi antichi in cui invece la libertà era diversa da quella di oggi. Adesso prima di poter fare qualcosa, scusi, ha fatto il tampone. Comunque lasciamo stare il periodo di adesso. Andiamo nella conclusione.
tutte le immagini, io mi occupo anche di Sartiglia e Sortilla, quindi i rapporti con le Baleari, Alcudia e Cittadella. Gianmario ci ha aiutato l'anno scorso e ci aiuterà, infatti anticipiamo che prossimamente ci sarà la 6ª giornata di studio 2021 online, edizione straordinaria, tratteremo altri nuovi argomenti. Poi qui voglio citare un paio di persone, per esempio Gianni Tore, ecco qua. Gianni Tore, grandissimo, io lo chiamavo zio, anche se non era un mio zio, ma veniva qui a casa, parlavamo delle prime così, cose bambinesche mie, ma zio mi racconti qui di Fenice e quell'altro, era meraviglioso, poi mangiavamo veramente tanto, si può vedere che sono anche buon gustaio, quindi nonché aiuto cuoco, quindi se vuole Chef Cosimo chiamarmi tra musica e cucina posso aiutare. Aspetta, andiamo all'ultima, poi voglio ricordare le statue Minir, quindi Giorgio Murru, quando abbiamo collaborato l'anno scorso, andate a vedere le statue Minir perché sono straordinarie, poi vi siete accolti dalla cooperativa, straordinarie donne e uomini che ci lavorano, fantastici. Io adesso devo fare un po' la carrellata di ringraziare tutti. Poi qui la bellissima Alcudia, se vi dovesse capitare, la bellissima Cittadella, se vi dovesse capitare, e poi qua auspicandoci una rinascita tutti insieme direttamente con il sole che ci batte in fronte dentro il pozzo di Santa Cristina. Grazie a tutti. Questo è il tempo del coronavirus, unius ma impari ma pensai a tutti. Anno 2020-21. Quindi questa è la domanda. Io direi, Gianmario, se vuoi tra un po', dopo come chiudiamo la diretta, rimetti questa immagine, per favore, che stiamo chiudendo. Secondo me sì, stiamo chiudendo, no? Perché tra un po' andiamo. Ecco, questa immagine io te la passo, crei una sorta di post e vediamo come gli utenti risponderanno a questa domanda cruciale. Secondo voi quale strumento è rappresentato nel bronzetto nuragico di Iki? Famiglia delle Benas, quindi 1, 2, 3, diciamo Benas triple, proto-Launeddas, o Launeddas senza Dumbu o complete. E questo è quanto. Rispondono a te, poi daremo l'ultima immagine, che questa qui vorrei giusto lasciarla per capire chi vuole contattarmi. Eccola qua, cerco musiciste e musicisti, contattateli per email. È molto spostativa, se sapete fare blues, improvvisare in musica, collaborare, gimieli, spinning flow, oppure chiedimi curiosità su I Nuragici alla musica. Abbiamo concluso. Ok, lasciamolo un attimino così la gente eventualmente si iscrive. Certo. Io nel frattempo aspetto così ci confrontiamo e la prossima volta che andremo dal costruttore di scusate, non ho il Covid, sto benissimo, ma è l'emozione. Dovete capire che per me è stata anche un'emozione. È un'emozione. Allora, io voglio dire a tutti quanti, se hanno qualche domanda, di farla adesso, così poi chiudiamo. Qualche curiosità. Sì. In quanti eravamo più o meno online? Che io non ho visto niente. Allora, guarda, sì, siamo arrivati a circa, mi pare, 25. Poi perfetto, va benissimo. Anzi, pensavo che fossimo io e te. Guarda, adesso siamo una ventina. Ok, quindi, vabbè. Sì, allora, sta facendo tardi e dobbiamo anche chiudere. Ormai esatto. Abbiamo appurato tutto, quant'altro. Esatto. Allora, io invito nuovamente chi ci sta seguendo, se ha qualche curiosità, qualche domanda da fare. Non mi sembra giusto, voi vi sarete detti chi è questo qui che si presenta con gli occhiali da sole. Sono io, rimango sempre io, però pronto a suonare con chi vuole. Ecco. Allora, guarda, c'è un'ultima considerazione e poi chiudiamo, così certo. l'orario di mangiare. Sì. Maria io scrive, ti dico veramente grazie, ancora grazie, sarò ripetitivo, banale, quello che volete, ma è un momento secondo me storico, mio e vostro. Voglio dire, lasciami dire una cosa, che per avere questa diretta ci abbiamo messo dei mesi. Io e te? Per fare questa diretta qua l'abbiamo organizzata, che ci è voluto dei mesi arrivare a questa giornata. Non era tanto
organizzarla, ma quanto, fino a dove io potevo trarre delle conclusioni, perché non ci sono delle conclusioni adesso. Ricordiamo l'amico che ci ha scritto prima che aveva detto, questa è una ricerca libera di espressione, libera, intellettualmente libera da me proposta, ma condivisibile. Certo, io non accetto critiche offensive, chissà quali cose, ma critiche come ha fatto Montalbano sul nome, se può piacere o no, è lì che sta la bellezza di un confronto culturale cordiale. Proto l'Aneddas, ho detto basta, niente di più, rispettando sempre tutti, dal maestro di Liu che ha messo quella descrizione, tutti. Ok, allora io voglio ringraziare tutti quanti, tutte le persone che si sono collegate di mattina, perché è anche un orario un po' particolare. Sì, lo stiamo provando questo. La gente è impegnata, molti lavorano, quindi probabilmente si guarderanno la registrazione nei prossimi giorni. Io ringrazio tutti quanti. Guarda qua, scrive Angela, che conosciamo, Angela Antona, la libertà della ricerca. Grazie Angela. Ci saluta, io ringrazio tutti quanti quelli che hanno partecipato, tutti quanti dal primo all'ultimo. C'è anche Lucia. E io ricordo che domani abbiamo un'altra diretta alle 11 eccezionale, perché abbiamo qui la dottoressa Lucia Manca che domani ci parlerà dei protonuraghi. Sì, un attimo in diretta. Un saluto a tutti che domani sono pronti per te. Vai. Grazie a tutti. Pronti per domani. Allora Giampario, buongiorno. Ciao. Buongiorno, allora siamo qui collegati in diretta. Sì. Domani parleremo di protonuraghi. Sì, allora domani vi aspetto alle 11 per questa grande chiacchierata evolutiva. Sì. Esatto. Va bene, va bene. La locandina, ti ringrazio. La locandina è già in rete, quindi insomma la gente sta già rispondendo a questo invito. Io ringrazio a te Ivan, ci manda i saluti anche Mina Usai, guarda proprio in questo momento in diretta, Angela Antona, quindi tu sai grazie. Lo sai, siete tutte delle persone eccezionali. Per me è un grandissimo onore domani averti qui e sentirti raccontare i tuoi studi sui protonuraghi, nuraghi a corridoio. Io penso che interesserà tantissimi. Sì, va bene, vi ringrazio e quindi ci sentiamo domani. D'accordo? Ti ripasso Iva, grazie. Oh. Okay. Fammi una sintesi perché non ho sentito, se no salutiamo tutti. Comunque. Allora, perfetto. Guarda, salutiamo tutti, Emilio Osai, Angela Antonia, Pierluigi Montalbano, tutti gli altri ospiti che erano qui con noi e ci hanno seguito in un orario che capisco che è un po' complicato, quindi anche i numeri della diretta non c'è problema perché era una conseguenza dell'orario, quindi non preoccupiamoci, anche tu non ti demoralizzare, ma è stato seguito. No, io sono demoralizzato, se proprio io mi demoralizzo se il mio passaggio, se i miei concetti sono fraintesi, non sono capiti e tutte queste cose qua. Solo qui io mi posso disperare o perlomeno rintristire, dispiacere, perché è semplice. Proto l'Aneddas prima dell'Aneddas. Domani io mi auguro che l'email l'abbiamo vista, l'abbiamo detta, quindi mi auguro che qualcuno ti scriva che voglia collaborare o darti dei suggerimenti e delle... Se vuoi io ti passo quelle due immagini che posizioni sia la domanda che noi facciamo a tutti i nostri amici e poi una mia richiesta di ricerca di musiciste e musicisti, molto di più. Per poi organizzarci casomai musicalmente, la vita va avanti, bloccati sì, ma facciamo. Ci auguriamo. Abbiamo bisogno di musica di tutti. Lo stanno dicendo oggi stesso, mentre eravamo in diretta, e da giugno forse apriranno stadi e concerti, grazie a Dio. Noi li facciamo pochi, non abbiamo bisogno di 50.000 persone, 200.000 persone alla Vasco Rossi, bastano anche 50 persone per ascoltare il suono delle protonuraghi.
in anteprima mondiale. Noi ci auguriamo che ci liberino prima possibile, mi auguro per maggio-giugno di essere liberi, andare a visitare bellissimi monumenti sardi, ascoltare la musica, continuare con gli eventi, me lo auguro vivamente. Allora io ti ringrazio, ringrazio tantissimo grazie chi ci ha seguito e a te. Vi saluto tutti quanti, vi auguro buona giornata a tutti. Grazie Ivan. Un saluto affettuoso a tutti quanti, grazie. Grazie a tutti.